Siamo qua su una richiesta di convocazione urgente di seduta di Consiglio Comunale, come da richiesta per discutere e votare sulla nota emessa dall'autorità di bacino e pervenuta al nostro ente qualche giorno fa, e in particolare per due ragioni. La prima è capire se bisogna intraprendere immediatamente un'azione giudiziaria. Immediatamente sul punto vi dico che abbiamo chiesto all'ultimo avvocato che si è occupato della questione nell'ottica di continuità, che è l'avvocato Rubino, un parere pro veritate in merito, anche lui è l'avvocato Alfieri con la quale abbiamo parlato, è convinta che il provvedimento, benché sia un provvedimento sembrerebbe per certi aspetti interlocutorio, comunque definisce una questione relativa al PAI e quindi andrebbe impugnato. Dall'altra parte siamo qua per discutere e votare su quello che viene detto, quindi entrando nel merito della nota, in merito a delle presunte subsidenze presenti nell'area di estrazione mineraria, nell'area di coltivazione, che insiste su un abitato e quindi su un'area fortemente antropizzata, e quindi vi è la necessità di capire insieme al nostro team di tecnici se ci sono dei profili di pericolo alla per la pubblica incolumità oppure no, e conseguentemente laddove ci fossero questi pericoli, i provvedimenti da intraprendere, da azionare, anche di concerto eventualmente con autorità locali periferici sovraordinati alla nostra. Detto ciò, io passo la parola ai tecnici per entrare nel merito. Prima però vi ringrazio perché come sempre questo Consiglio Comunale per le occasioni importanti, delicate, è puntuale, è presente e si fa squadra per la cittadinanza, quindi nella qualità di sindaco non posso che ringraziarvi per questa sensibilità. Quindi passo la parola. Chiaramente vi riporto integralmente alla mia nota e a tutto il percorso che abbiamo azionato, perché viene da lontano. Noi apprendiamo che c'è una circolare quasi alla fine del 2021/22 e iniziamo immediatamente, lo avevamo fatto prima per il sito P4 Scala dei Turchi, e quindi avevamo già nominato un team di tecnici che era stato precedentemente nominato dalla Procura di Agrigento per la Scala dei Turchi. Quindi quando apprendiamo con i tecnici del comune di Rialmonte che vi è anche una pericolosità P4 ipotizzata sul perimetro minerario, perimetro che non è stato mai delimitato, e quindi che l'economia si ferma e che ci sono anche profili per la pubblica incolumità, sulla base di una seduta di Consiglio Comunale all'unanimità procediamo ad integrare il mandato a Freni e Mastro Simone, che da lì iniziano uno studio che è racchiuso in un elaborato, in una relazione a sostegno della richiesta di revisione del PAI, dove il comune di Rialmonte chiedeva, per quanto riguarda l'area antropizzata, di rivederlo drasticamente, non P4 al più P1 nelle aree più critiche, e per tutto il resto di perimetro stiamo parlando di 7 km del territorio di Rialmonte concessi ad oggi da 53 anni ad una società per azioni che benché collabori che viva di estrazione, e noi siamo nell'ottica della convivenza pacifica. Dall'altra parte non può certamente mettere in pericolo questa attività, neanche minimamente e lontanamente l'incolumità. Collaborare non ha mai collaborato con la comunità. No, nel senso 53 anni. Voi siete stati anni che ha collaborato. Io non sono consigliere, non entro nel merito, ma prima che arrivassi io ci sono 50 anni di storia che mi precedono. Quando sto parlando di 60 anni, non ha mai collaborato con il Io sono stata un avvocato contro e a favore del comune. Va bene, passo la parola al nostro Simone.
principale di informare, spero nella maniera più chiara possibile, su quello che è lo studio che è stato condotto da me, dal professore Freni, che purtroppo non è qui presente perché è impegnato in un convegno in Croazia e quindi perché lui ha un campo internazionale, però si scusa, ma comunque noi ci sentiamo continuamente, quindi lo ragguaglierò io su tutto quello che succederà stasera. È nostra abitudine, quando lavoriamo con il professore Freni, così con lui come con tanti altri tecnici, professori universitari, noi siamo abituati a lavorare partendo da basi solide. Noi abbiamo fatto uno studio che parte da molto lontano, nel senso che quando c'è stato prospettato di poter entrare nel merito di questa diciamo di questo condizionamento del territorio, perché poi è questo quello che noi esamineremo questa sera. Italcali è un'azienda che ha un suo nome, che opera, però volevo fare presente una cosa: i vincoli che vengono dati, concessi, quando o calati sul territorio, quando si opera nel sottosuolo, hanno poco a che vedere con gli altri vincoli. Perché? Perché sono subordinati a lavorazioni che avvengono ad una certa profondità. Quindi mentre per tanti altri vincoli noi andiamo a considerare le caratteristiche del territorio, in questo caso dobbiamo considerare ciò che questa azienda realizza a centinaia di metri di profondità. Quindi partiamo da questo perché è un elemento fondamentale. Il PAI, questa circolare emessa nel 2021, perché il PAI esiste dal 2006, la pericolosità P4 viene attribuita successivamente, però c'è un qualcosa di particolare che bisogna dire. Quindi la nostra è un'analisi della pericolosità geomorfologica. Cosa dobbiamo dire in merito a questo vincolo? Dobbiamo dire che il P4, così come viene calato e viene definito come sito di attenzione. La circolare, noi riportiamo nella relazione tutto, la circolare mette in evidenza un aspetto: sono siti su cui si conosce poco. Chiunque voglia cambiare questi parametri, questi indici di pericolosità, deve effettuare uno studio specifico. Questo studio può essere demandato al singolo cittadino che intende realizzare e praticamente noi riportiamo nella relazione tutta una serie di elementi che bisogna approfondire. È un singolo cittadino, sia per chi deve fare una semplice soprelevazione, ma anche per chi deve andare a realizzare anche qualcosa di un po' più cospicuo, chiaramente non può andare ad operare accertandosi in profondità di 200, 300, 400 metri, perché queste sono le profondità a cui attualmente lavora l'Italia, quindi perché significa una spesa incredibile. E allora, tenendo presente questo aspetto, l'amministrazione dice è inutile che riassumo io a voi quello che succede nel vostro territorio. Qualsiasi cittadino vuole realizzare all'interno di quest'area una qualsiasi opera edificatoria, deve chiaramente presentare un progetto che poi andrà al genio civile, ma il genio civile dice no, fermiamoci, c'è un vincolo P4, a questo punto entra l'assessorato, il cittadino non andrà mai a realizzare quelle indagini perché sono sopra, cioè vanno al di là di qualsiasi possibilità, e quindi chiaramente questo muro di gomma penso che funzioni ormai da un bel po', tutto nel vostro territorio è paralizzato. E allora cosa succede? Scusi un attimo, voglio fare. Tutto è paralizzato tranne qualcosa che nel 2014 invece passa come approvazione. È il progetto di quel famoso impianto e di quella discendenza. Passa nel senso che per gli organi
basta, poi c'è stata una battaglia e tutto si è fermato, ma quello stranamente passa, quindi viene ritenuto dopo. E allora questa è la prima anomalia. La seconda anomalia che noi abbiamo rilevato, scusi un attimo, lei voleva dire qualcosa? Scusate un attimo, perché per gli interventi è necessario che si parli al microfono, quindi io ritengo che sia il caso di fare parlare il dottore Mastro Simone e poi procediamo tutti con le domande, quindi appena completa la discussione poi abbiamo tempo di fare tutte le domande. Allora diciamo che c'è un'altra anomalia, la segnaliamo subito. L'altra anomalia è quella che non appena noi entriamo e cominciamo, dopo il conferimento dell'incarico, iniziamo a valutare un po' tutto, perché ripeto, come abbiamo avuto modo prima di discutere, insomma, le miniere noi le conosciamo e sappiamo come si lavora, come funzionano, e allora partiamo dal distretto minerario, che poi sarebbe il Dipartimento Energia, eccetera, eccetera, con quella sede di Caltanissetta, il distretto minerario, ci rivolgiamo a loro. E lì viene fuori, per chi conosce il territorio, quantomeno io opero molto tra le province di Caltanissetta, Enna e Agrigento, quindi questi territori li conosciamo da un punto di vista geologico e strutturale. Ma praticamente poi questo territorio è stato ampiamente studiato, e noi riportiamo tutti i dati, dall'ente minerario siciliano, prima della richiesta della concessione. Noi abbiamo tirato fuori tutti i dati sui sondaggi, a partire dal 1950, li abbiamo riportati nella relazione. Noi sappiamo quali sono i terreni di copertura in tutta l'area dell'estensione della miniera. E l'altra anomalia che viene fuori è questa, che la evidenzio subito. C'è la relazione, a noi la diciamo lì, però voglio proprio farvi vedere come funziona questo tipo di valutazione. Cioè il distretto minerario, non appena che si è dimostrato disponibile ma sino a un certo punto, ci dice che, state attenti, qualsiasi opera voi andate a realizzare, ecco, tutto ciò premesso, si comunica al codesto comune che qualsiasi opera debba realizzarsi all'interno dell'area in concessione, la stessa non dovrà violare l'integrità della coltre di argilla a garanzia della impermeabilizzazione del giacimento salino presente. Sto mettendo queste cose in evidenza per farvi capire come sin dal primo momento sono stati dati una serie di informazioni che hanno modo di vedere, sono quantomeno opinabili, nel senso che qual è questa coltre impermeabile? Basta farsi un giro sul territorio per vedere quanti gessi affiorano, basta vedere tutte le stratigrafie per vedere che è tutta una sequenza di gessi e argille gessose. E allora noi esprimiamo nella relazione, ma forti di pareri che non sono i nostri soltanto, sono anche quelli che nel 2003 ha espresso la Sogin è la società che si è interessata della valutazione dei siti nucleari. La Sogin ha escluso Realmonte, anche se ancora in attività, perché la copertura non garantisce l'impermeabilità. Stiamo parlando di una società che opera per il Ministero. E allora, questo è l'altro elemento dubbio, noi non ce l'abbiamo con chi ha scritto questo provvedimento e non capiamo perché abbia messo, sottolineando in grassetto, questa cosa che noi, nella relazione, diciamo, a noi non risulta, però lo prendiamo come un dato che voi ci tenevate tanto a comunicarci. E il secondo elemento è questo. Andiamo a vedere poi come si arriva al sito di attenzione. Il sito di attenzione viene cavato perché questa è la concessione, che adesso vediamo, questa è la concessione mineraria originaria. La
concessione mineraria originaria si divide in due zone. La zona 1, che è quella che voi vedete senza quelle linee azzurre, ed è stata concessa questa possibilità di estrarre nel 1971, queste sono le planimetrie originali. Poi nel 2001, dopo una serie, è un'operazione che parte dal 1983, ma diciamo a cavallo tra il 1983 e il 2001 si arriva ad avere questa seconda area. Questa seconda area è un'area di ampliamento della prima, è un'area di ampliamento della prima che porta complessivamente questo territorio sottoposto a concessione e successivamente, quindi a vincolo P4, porta tutto questo praticamente a una concessione che sinora ha avuto una durata di 60 anni, che significa parte nel 71, 2001, 2001, 2031. 2031 è l'anno in cui questa concessione dovrà venire eventualmente rinnovata, ma lì si aprono altri scenari, perché ci è stato detto che probabilmente si andrà al bando europeo, quindi come tutte, ormai tutto viene esteso al bando europeo, quindi, però questo a noi non interessa. Il problema è che noi siamo nel 2024 e sono passati 53 anni. Ora, perché noi decidiamo, dopo aver fatto alcune valutazioni preliminari, di poter procedere a compiere questo studio? Questa immagine, sempre tutto riportato nella relazione, questa immagine fa vedere con la linea tratteggiata rossa l'estensione del vostro territorio comunale, complessivamente, nella sua estensione, e invece in blu viene perimetrata la concessione. Da semplici calcoli noi abbiamo tirato fuori che la concessione equivale al 47-48% del vostro territorio comunale. Pochissima parte ricade nel territorio di Porto Empedocle, a destra, lo vedete, ancora meno nel territorio di Siculiano. Ma lo studio noi non l'abbiamo fatto solo mirato a questi aspetti, perché il pericolo che viene manifestato è quello, perché per questo c'è il sito d'attenzione, è quello dei sinkhole. E allora noi abbiamo fatto uno studio su tutta la Sicilia. Ma dove si verificano questi sprofondamenti? E si sono mai verificati? Sì, si sono verificati. A Raccamuto, a Cattolico, la miniera è stata abbandonata, la prestazione è stata abbandonata. Quindi in giacimenti che hanno le stesse, le medesime caratteristiche, probabilmente valutazioni errate hanno portato ad avere degli sprofondamenti che noi riportiamo anche inserendo le immagini proprio di chi ha fatto quegli studi nel corso degli anni. Sono passati decenni da quando questo è successo, però può succedere e noi lo diciamo: guardate che i terreni con queste caratteristiche possono avere questi problemi, e si sono verificati. Qualcuno ha detto: siete voi che dite che i problemi si verificano? No, noi abbiamo detto: guardate che queste sono le caratteristiche. A mio modo di vedere si verificano, e lo spieghiamo nella relazione, però in particolare chi gestisce, realizza e opera nell'ambito delle miniere lavora in termini di nel considerare il sale come autoreggente. Ecco, questo è un limite, nel senso che se c'è l'infiltrazione d'acqua, il sale potrebbe diventare non più autoreggente. E qui passiamo finalmente all'incontro che abbiamo avuto con l'Italcari, perché dopo aver avuto tutte queste informazioni, l'unica cosa che devo dire, non abbiamo verbalizzato nulla in quell'incontro, perché l'incontro è durato praticamente 3 minuti, poi ci sono state solo degli scambi di vedute, ma noi eravamo arrivati lì che volevamo fare una cosa fondamentalmente: ricevere dei documenti di cui eravamo venuti a conoscenza, sia io che il professore Renzi, ed accedere alla miniera per visitarla. Fateci
questa struttura così com'è. Bene, dopo 2 minuti, dopo quello che ha detto il sindaco, che riassumo brevemente, grosso modo è sì, noi possiamo darvi queste carte e vi facciamo visitare la miniera, però quando qualcuno vuole costruire, prima presenta l'Italcari o per metodi presenta al comune, il comune gira l'Italcari, l'Italcari darà la sua autorizzazione. Il sindaco è intervenuto, ha detto: per me un discorso di questo tipo non esiste, tutto chiuso, e quindi il dialogo, se così si può chiamare, la breve interlocuzione si è chiusa dopo pochissimi minuti. La miniera noi non l'abbiamo vista, però lì dentro c'erano tante persone, nella cattedrale, ci sono diverse cose che vengono portate ogni giorno, cioè che vengono, che persone che accettano. Ora vediamo un po' però di capire a che cosa siamo arrivati noi. La prima considerazione che abbiamo fatto è ricostruire in proiezione tutto ciò che viene fatto sotto e riportarlo in superficie. Non è un lavoro da poco. Noi abbiamo perso almeno un mesetto per fare, sinceramente abbiamo passato intere giornate al computer, perché lì è importante delimitare con precisione. Bene, abbiamo scoperto una cosa molto interessante: l'Italcari in 53 anni ha sfruttato nell'ambito di 10,98 km² all'incirca 3 km. Questi 3 km nascono anche dalla considerazione che noi, quando abbiamo proiettato quindi da sotto a sopra in superficie, quindi dalle lavorazioni in profondità, abbiamo aggiunto noi un margine di sicurezza di 30 metri lungo tutto il perimetro. Quindi questo per noi è ciò che l'Italcari ha realizzato attualmente. Ecco, vi faccio vedere la tavola. Questa è sempre la concessione, non so se è chiara per tutti, tornando un po' indietro, questa è la concessione, sempre territorio comunale, in blu la concessione. Queste sono le lavorazioni attualmente portate avanti, ripeto, in 53 anni. Stiamo parlando del 30% del territorio complessivamente utilizzato, sempre con quei 30, si saranno anche più. Vedete le 3 colorazioni? Sono 3 colorazioni che noi abbiamo dato in base a delle caratteristiche ben precise. In verde, la zona 1, che noi abbiamo chiamato così, c'è la zona che non viene più utilizzata. Poi vi spiegherò perché. Non lo diciamo noi, lo dice la GEPES, società incaricata, in un opuscolo che ha inserito su internet, e dice praticamente questa zona serve solo per una cosa. Questa fa parte della concessione originaria, lì c'è la cattedrale di Sale, c'è la discenderia che è l'unica via di accesso, specificata, è l'unica via di accesso, e questa discenderia poi, quindi attualmente cosa avviene? Avviene in pratica che i mezzi entrano attraverso la zona viola, raggiungono la zona arancione, che è quella dove attualmente l'Italia si sta espandendo in profondità. Perché? Ma perché i dati di perforazione ci dicono che lì ci sono 800 metri di sale, e quindi l'Italia lavori verticali, e più si va avanti più scenderanno. La GEPES dice nella presentazione del suo lavoro per la nuova discenderia, la GEPES dice: bene, c'è l'esigenza di questa nuova discenderia, anche perché la zona in cui Italcari tira fuori è solo questa.
Queste sono tutte informazioni che noi abbiamo e che abbiamo inserito nella relazione. E allora cosa succede? Succede in pratica che noi ci rendiamo conto che la zona verde è una zona che ormai è solo una zona di passaggio, così come la zona viola, perché chi è entrato nella miniera, e penso quasi tutti voi, magari qualche tecnico avrà avuto modo di arrivare anche alle attuali lavorazioni, a noi non è stato concesso, si è reso conto che poi questa zona ha 3 rampe, 2, una di andata, una di ritorno e l'altra per il nastro trasportatore. Questo è quello che succede attualmente. Quindi tutto ciò che attualmente si sta facendo è in questa zona arancione. Ripeto, complessivamente 3 km. Zona verde e zona viola non vengono praticamente sfruttate. Quella è l'unica zona, ma ciò nonostante per una questione di lealtà nei confronti, anche perché quando scriviamo noi scriviamo sempre il tutto, e noi portiamo avanti un discorso di sfruttamento. Quest'area, a nostro modo di vedere, non potrà venire tolta dal vincolo. Perché? Perché ci sono effettivamente delle lavorazioni in sottosuolo di cui noi sappiamo zona arancione, però rispettiamo anche le altre e diciamo, ma tutto lo spazio che è esterno, e questo lo mettiamo, queste 3 zone che vi ho detto noi le mettiamo in P1, che significa un vincolo però che può essere facilmente superato con uno studio normale, anche perché quando andiamo a vedere cosa dice il sito di attenzione nella definizione, dice semplicemente una cosa, ed è questa la cosa disarmante secondo me, o allarmante. Quando io concedo una concessione per una futura edificazione, la prima cosa che dovrò valutare è cosa vale in superficie, a che profondità sono queste cavità. E il tecnico, ma queste cose le facciamo quotidianamente, dovrà dire qual è la potenziale interferenza tra le opere da edificare e la profondità. Si tratta in pratica di andare a realizzare i cosiddetti bulbi di pressione significativa. Non è che stiamo parlando di cose incredibili. E allora andiamo a vedere quali sono le caratteristiche edificatorie del territorio. Beh, quando noi andiamo qui su 2 elevazioni, massimo 3 elevazioni, 10 metri massimo in altezza, ma forse nemmeno quello, e allora a questo punto noi diciamo che quando abbiamo preso 30-40 metri ne abbiamo da vendere. Ma e allora il vincolo dovrebbe essere completamente cancellato, e noi questo l'abbiamo scritto, però diciamo ci sono queste cose, e diciamo nelle relazioni che quando andiamo a considerare ciò che è il privato cittadino, e qui aggiungo un'altra cosa, guardate che la concessione è rilasciata salvo diritto dei terzi, ma qui ci sono i terzi, quarti, quinti, cioè, praticamente ce ne sono un'infinità. Scusate, anzi, e allora io voglio dire, non è un modo di affrontare le cose. Noi abbiamo operato, ci siamo documentati, c'è una relazione di 70 pagine che mette in evidenza tanto, c'è una ricostruzione cartografica anche di cosa fa l'Italicali e cosa intende fare. Noi diciamo addirittura un'altra cosa, cambiamo questo vincolo, andiamo in P1 e P0. Dopodiché, quando l'Italicali vuole ampliare, lo comunica al comune tramite il distretto, non direttamente, e noi procederemo ad una semplice revisione della cartografia attualmente inserita. Questo è in pratica ciò che noi abbiamo fatto. È uno studio che da un punto di vista tecnico
ma direi soprattutto scientifico e completo. Diciamo un'altra cosa, stiamo attenti, il comune si impegna, perché noi, ripeto, lavoriamo a 360 gradi, il comune si impegna ad andare a fare nell'ambito di queste zone un monitoraggio che permetta di vedere, un monitoraggio fatto direttamente, strumentalmente in campagna, che permetta di vedere se c'è qualcosa che si muove, il tutto integrato con i dati satellitari, perché noi i dati satellitari li citiamo, ma non siamo noi che in questa fase dobbiamo valutare. Quindi noi fiduciosi che il tutto era già fatto, mandiamo questa documentazione alla regione, all'assessorato competente per la revisione, per la richiesta di revisione. Mi permetto di dire, ci arriva una risposta che è, io ho detto quando il sindaco l'ha trasmessa, e ho detto, oddio, ma cosa hanno scritto? Non riesco ancora a capire, forse lo capisco troppo bene, perché ci si è espressi in termini così assolutistici. Cioè, si dice in pratica, guardate che in questo momento, forse è sfuggito, ci sono evidenti fenomeni di subsidenza nelle aree coltivate. A ciò aggiungono, e in merito all'altra zona, e non è detto che i Calcari non possa ampliare le lavorazioni, per cui non è da escludere che gli stessi fenomeni si succedano, si verificano anche in altre zone. Io l'ho letta 6 volte. Sì, pertanto non può essere accolta la revisione. Allora, ciò che noi abbiamo segnalato subito al sindaco è che probabilmente qualcuno ha inteso che estrarre comporta conseguentemente fenomeni di subsidenza. No, quella è un'eccezionalità. Nel momento in cui questo si verifica ci deve essere qualcuno, e siamo alla ricerca di questo qualcuno, e questo è quello che stiamo facendo, che dice fermate tutto. Però ciò non di meno, così, in via del tutto diciamo eccezionale, noi vogliamo far capire che questi movimenti sono dei movimenti che intanto, prima di venire citati in un documento ufficiale, devono essere accertati, misurati, verificati in campagna e poi usi. Questi passaggi non ci sono stati, o quantomeno nessuno ci ha detto, noi abbiamo i dati satellitari e questo è questo. Ma noi, professore, ci dobbiamo aiutare in questo. Cioè, io sono un tecnico da 40 anni che lavoro sul territorio, tutto quello che ha detto lei, che mi permette di arrivare a quello che ha detto lei. Io lavoro con gli miei, io ho lavorato. Consigliere Cutrone, il microfono dobbiamo parlare. Sì. Per valorare la sua tesi, è giusto che anche fra noi professionisti ci confrontiamo, perché qua c'è qualcosa, come ha detto lei, che non riusciamo più a capire praticamente. E precisamente tutto quello che ha detto. Io ho lavorato con il sito d'attenzione, perché la nostra zona, come vedete tutti, il sito d'attenzione. Dal 2006 al 2010, tranquillo, un semplice addirittura con delle prove geometriche senza. Poi è venuto un dirigente di Palermo al Cilicino dell'Agrigento, non faccio neanche il nome, e questo ha bloccato. Ci sono andato, abbiamo parlato e io nella relazione scrivo una paginetta che ha detto lei.
Il nostro territorio, noi andiamo a costruire, qua abbiamo un piano regolatore che è 2 piani e mezzo, 3 metri, 7 metri, 50, fuori. Il bulbo dove può arrivare. E allora andiamo pure a parlare con l'altro. Allora, molto disponibile, ci rilasciava qualche autorizzazione dicendo che al di sotto della costruzione non esistono gallerie o sfruttamento. Però è durata questa pochissimi mesi questa. Cioè, dove voglio arrivare? Dove dico, cioè, qua c'è da spaventarsi veramente, o dobbiamo capire che c'è delle assurdità dette da questi dirigenti del bacino. Ora, lei ci deve dare qualche informazione di questo. È stato molto, abbastanza, diciamo che è riuscito a spiegare alla popolazione, io sono un tecnico e lo capisco, ma abbiamo paura anche noi, se sono di ridere queste cose che sta dicendo questo signore. Grazie consigliere Budrone. Posso fare una domanda al dottore Mastro Simone in merito a quello che diceva il consigliere Budrone. Dottore Mastro Simone, rispetto all'attività che avete svolto, io come sindaco scrivo al consiglio e chiedo una convocazione di consiglio comunale urgente, una seduta urgente per questa ragione. Il comune di Piemonte deve temere in questo momento storico per l'incolumità pubblica dei suoi cittadini o invece, come sembrerebbe che in realtà c'è semplicemente è stato amplificato un problema che peraltro non è neanche stato accertato, quindi una presunzione. Questo è importante perché io da primo cittadino, ma siamo tutti insieme d'accordo, difenderemo questo territorio con ogni strumento giudiziario, interlocutorio, con ogni strumento, perché abbiamo figli, è un territorio meraviglioso, devono crescere qui, hanno il diritto di crescere qui e noi dobbiamo dare tutti gli strumenti, quindi dobbiamo lavorare in modo meticoloso, puntuale e fugare ogni dubbio che possa in questo momento avere ogni cittadino di Piemonte, perché credo sia già noto a tutti che c'è un esito negativo, un rigetto di perimetrazione per presunte subsidenze, e chiunque potrà cercare anche sul vocabolario il significato della subsidenza e immediatamente accorgersi che quello che viene detto significa pericolo di sprofondamento, pericolo di crollo e quindi questo agita l'intera popolazione e mette in allerta anche il primo cittadino che conseguentemente deve provvedere laddove fosse così. Allora, era una puntualizzazione che io avrei fatto a conclusione dell'intervento, perché ecco, in questa ulteriore planimetria, perché poi vedete il lavoro è anche quello di inquadrare con tutte le dovute i sistemi che l'assessorato desidera, quindi trasformare queste semplici carte poi in carte sulla carta tecnica regionale, una perimetrazione precisa, e bisogna inserire anche tutti quelli che sono i dissesti che già sono presenti nel territorio per altri motivi, e qui ne vedete tanti in relazione alla diversità di pericolo. Vanno dal giallo tenue sino al marrone intenso, anche se poi le colorazioni hanno un certo andamento. E allora, ecco, vedete, poi si arriva a presentare anche queste carte qui. Abbiamo fatto quelle, queste vanno tutte, sono inserite nella relazione. Questa è la zona 1, abbiamo la zona 2 e abbiamo la zona 3. Però ciò che a me interessa far vedere oggi sono queste immagini satellitari che vedete voi
sono quelle per cui questo territorio non si può muovere. Partiamo da un concetto. Ho detto prima e lo ripeto, quando noi andiamo a vedere queste carte dobbiamo tenere conto che queste carte ci danno, in base alla colorazione, dei valori di movimento del terreno che rileva un satellite. Ci siamo? Il satellite può rilevare anche che il signore ha sbancato 1 metro, il satellite non lo sa e riporta che c'è una variazione di 1 metro. Il signore può mettere 2 metri di rilevato, il satellite rileva che c'è un innalzamento. E allora, per questo dicevo prima, sto facendo un esempio elementare per fare capire è importante che quando questi dati vengono fuori non venga preso come oro colato il parametro che ci dà il satellite, ma dobbiamo andarlo ad integrare e nell'eventualità monitorarlo per vedere una corrispondenza dei dati. Aggiungo un'ultima cosa, il satellite, io qui ho delle immagini che dovremmo muoverci mediante il satellite, grosso modo funziona come Google Earth, né più né meno, è Copernicus il sistema, lo potete andare a vedere tutti, non è nulla di particolare, ed è quindi qualcosa che noi possiamo tranquillamente fare vedere. Lo facciamo vedere perché, ecco, questa è la zona 1. Col rosso abbiamo Realmonte, andiamo a ingrandire. Un attimo, per ingrandire, si vede bene. Ah, ma qui già sempre, no, io ce l'ho qui. Quindi si vede già abbastanza bene. E allora, vedete, questa è la zona 1. Qui c'è l'ingresso della miniera, lo indico con la freccetta. Questo è l'ingresso della miniera. Chiunque di voi conosce la miniera sa che si va avanti con una galleria che va dritto. Ecco, questa zona qui è la zona in cui i pallini, da verdi, passano a gialli, passano ad arancione e vedremo nella zona accanto in maniera più vistosa, qui abbiamo solo 2 punti, passano al rosso. La diversità sta nella velocità di movimento del terreno. Quindi quando noi diciamo che tutta la zona è interessata da fenomeni evidenti di cedimento, no, è sbagliato, ma ce lo dicono questi dati. Noi abbiamo 2 zone e ne abbiamo anche evidenziate un attimo. Eccola qui. Questa è la zona 2. Vi faccio vedere anche quella della zona 1. Nell'ambito della zona 1 abbiamo questa sempre estesa molto ampia, tutta da verificare. Ecco, se domani qui dovessero chiederci andiamo a fare il monitoraggio, sì, prima andiamo in campagna, poi ci prendiamo le misure, poi le verifichiamo, poi andiamo a mettere dei sensori, vediamo quali sono quelli più idonei, ci torniamo dopo qualche mese e vediamo se quello che noi misuriamo corrisponde a ciò che dice il satellite. Noi sappiamo cosa c'è lì sotto, però quella è la zona dove attualmente lavora. Questa è la zona dove ci sono in verticale 200 metri di galleria, a partire da 160 metri fino ad arrivare a 400 e qualcosa. E allora il rischio qual è? Il rischio è che noi intanto dobbiamo essere dei tecnici, perché una cosa è parlare con la gente subito, un'altra cosa è prendere il dato, verificarlo, estendere un periodo di misurazione e poi dire funziona, ci sono sti movimenti. Sapete qui cosa si muove nel punto in cui
terreno si muove di più negli ultimi 4 anni. Abbiamo una velocità di 2 centimetri l'anno. Il satellite ci dice questo. 2 centimetri l'anno. In 4 anni. 8 centimetri. 80 millimetri. Non sono dati da poco, ma sono irrilevanti se consideriamo che ci sono 200 metri di successione. Però quando un tecnico va a calcolare i cedimenti ammissibili non si lavora in termini di centimetri, si lavora in termini di millimetri. E allora se io ho una casa lì e comincio ad avere problemi, devo essere fortunato se le fondazioni hanno le caratteristiche che riescono a sopperire a questo tipo di sollecitazione, cioè rispondono in maniera elastica. Qui entriamo in... ma devo anche verificare che il terreno si muova in maniera uniforme, perché appena comincia a spuntare la crepa e dice no, perché è un problema, come dice qualcuno, ecco, mentre ci siamo facciamo, è un assestamento. Gli assestamenti tecnicamente non esistono, si parla di cedimenti. Quando una casa comincia a presentare fessurazioni non è assestamento, qualcuno ha calcolato male o ha sopravvalutato la capacità portante del terreno. Sono 2 cose, ma gli assestamenti, così, ogni tanto noi capita, io dal 96 che faccio verifiche strutturali, mi trovo a vedere anche purtroppo quando qualche volta crolla qualcosa, e mi trovo io dal 96 che faccio consulenze per le procure. E il procedimento penale vi garantisco che è completamente diverso dal procedimento civile, che lo definisco io, scrivo, tu scrivi, gli scrive, lì si parla, ci confrontiamo con le parti. Io in genere vengo nominato dai PM, quindi rappresento l'accusa, e gli avvocati fanno tutte le domande che vogliono, ma noi dobbiamo portare l'onere probatorio. Ecco, in questo caso io dico, questa è un'area, l'abbiamo delimitata, proiettandoci già avanti, ma il cedimento massimo è di 2 centimetri l'anno. In molte altre zone, guardate il territorio, è quasi tutto verde. Allora che mettiamo P4 in tutto il territorio, anche in quello dei comuni vicini, dove il terreno secondo i dati satellitari si muove di 1 millimetro. Rispondo alla domanda del sindaco. Questi dati vanno verificati, devono essere verificati, però siccome c'è chi ha dato una definizione precisa, e allora perché l'amministrazione deve spendere? Perché significa spendere, devono essere loro adesso a dirci cosa succede. E il sindaco adesso, gli permetto, è arrivata la comunicazione da parte del distretto, che guardate è una cosa. Prima delle 2 di oggi. Sì, sono stati questa volta molto celeri. Abbiamo scritto con la nota che voi avete allegato, che è a corredo della richiesta di convocazione di consiglio di seduta di consiglio comunale. È una nota che fa un breve excursus di ciò che è accaduto prima, quindi delle interlocuzioni che ci sono state e poi dell'incontro con i Talcali che riguardava appunto la richiesta di queste gallerie, di documenti che servivano appunto a fare una richiesta di revisione con un dato reale, quindi ancorata alla realtà. E ci dice sempre il distretto che continuano ad essere disponibili, ma alcuni documenti sono, diciamo, complessi, difficili forse da verificare nell'immediato o comunque da... Allora, dicono 2 cose. La prima, noi con i vostri tecnici che avevano la delega, io avevo la delega, sono andato lì, siamo stati sempre disponibili. Gli unici dati che non vi abbiamo potuto consegnare sono quelli che riguardavano degli studi che ha portato avanti l'Italia, incaricando la ditta Geodessa. Noi li abbiamo richiesti all'Italia, ma l'Italia non ce li ha dati e quindi noi non li abbiamo dati ai vostri tecnici. Punto primo. Una cosa in merito,
ed è il motivo ha fatto il riferimento poc'anzi il dottore Mastro Simone. A un certo punto eravamo io e l'assessore Fioricca con i nostri tecnici e lì abbiamo dovuto dire no ad una richiesta che a nostro parere era una richiesta non accoglibile per un'amministrazione comunale, cioè noi vi diamo i dati, però voi dovete subordinare sin da subito ogni attività, piccolo o grande, di edificazione a un parere nostro, e ovviamente questo sulla base e incoraggiati dal nostro team di esperti. Non poteva essere una condizione per il rilascio della documentazione, quindi abbiamo di nuovo interloquito con il distretto minerario, perché è l'ente regionale che è il nostro punto di riferimento, e lì dobbiamo dire che abbiamo trovato porte aperte, ma fino a un certo punto, perché e poi è stata passata di nuovo la palla di Taccari, perché dice lo studio ce l'hanno loro, perché poi loro hanno dato in carico quello che diceva Mastro Simone. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che quello che c'è stato prima è sicuramente stato un lavoro certosino finalizzato a capire per quale ragione l'economia di un territorio si era fermata tutto ad un tratto, perché io lo ricordo a me stessa, questa è una perimetrazione che nasce negli anni 70, che viene rinnovata nel 2000 e che scadrà nel 2031. Abbiamo 53 anni di attività alle spalle e quindi era singolare questo fatto già, cioè come mai nessuno si è mai chiesto in 53 anni cosa si fa e cosa non si fa. Però l'amministrazione che rappresentiamo noi e quella di oggi è nostro il dovere di andare al cuore dei problemi in modo da risolverli finalmente. E per risolverli chiaramente dobbiamo capire se oggi la nostra cittadinanza è a rischio, perché con la nota all'autorità di bacino il dottore Mastro Simone ci dice anche questo, ci dice guardate che ci sono delle subsidenze presunte o reali e quindi noi non possiamo, evidenti addirittura, evidenti, e quindi siccome potrebbe ancora costruire, ancora estrarre, ancora insomma ampliare la sua attività in Taccari, noi non vi possiamo revisionare il perimetro. Questo al di là della follia, diciamo, di un'affermazione di questo tipo, che non è folle perché è folle l'affermazione, non mi permetterei mai, è che è troppo un territorio, cioè un territorio dove insomma sono state concesse per 53 anni aree dove è stata, ecco, la pacifica convivenza a cui facevo riferimento prima, 53 anni di attività estrattiva, 53 anni di lavoro, che se non nuoce alla collettività può continuare ad esistere. Per come è andato avanti per 53 anni, il problema dove si pone, e noi lì saremo fermi, netti e difenderemo il nostro territorio, dove questa attività estrattiva si scontrerà con le ragioni dei cittadini, con la sicurezza dei cittadini. E in merito io ho segnato, dottore Mastro Simone, alcune domande che riguardano questi studi e che poi magari con le quali concluderemo. Concludere, visto che qui c'è il pubblico, ma la maggior parte sono consiglieri comunali. Dopo tutta la parte, come avevo detto prima, c'è alcune cose che in questo momento cristallizziamo. Dopo la prima parte in cui si dice che il distretto minerario riepiloga quello che è successo, poi dice inoltre si chiede al codesto comune di inviare con sollecitudine a questo distretto la copia della nota protocollo 3924, sarebbe quella che il comune ha ricevuto dalla stessa capo, in cui si dice che ci sono questi evidenti fenomeni e mi permetto di aggiungere, e non è escluso che, visto se l'Italia amplia le proprie zone, anche lì sono conseguenti, cioè ecco, è una normalità per chi ha scritto quella lettera, la subsidenza. Si chiede infine al servizio geologico 9, ecco, adesso comincia l'indagine da parte di distretto minerario alle funzioni di polizia mineraria. Si chiede infine
a servizio nuove geologiche e geofisiche in indirizzo di attivare quanto di propria competenza circa i fenomeni di subsidenza segnalati. Il distretto minerario inizia a fare un'azione conoscitiva e chiede al comune in questa cosa di avere quella nota dell'assessorato. Non gliel'hanno mandato. Un'altra cosa che puntualizza, questo è quello che dice il sito, riferimento a quello che dicevamo poco fa. Cosa dice la definizione di sito d'attenzione? È un sito che necessita di studi e approfondimenti relativi alle condizioni geomorfologiche, li abbiamo verificate, idrauliche, li abbiamo dette, e per la determinazione del relativo livello di pericolosità. E qui in grassetto quali sono le indagini e qual è la finalità? Lo scopo di investigare le presenze di cavità, come diceva il collega, ma come aveva anticipato, fino alla profondità di influenza, il famoso di pressione dei carichi previsti e un tono significativo. E considerando che noi le valutazioni le abbiamo fatte sino a 10 metri, anche se il vostro PRG si muove su 7,50 metri, come le norme di attuazione in relazione alle zone, eccetera, eccetera. Noi siamo andati oltre, arriviamo sì e no a 20, 25, 30 metri se si usano fondazioni indirette, perché poi voglio vedere quanti pali si fanno qui all'interno dei gesti, voglio dire, c'è da discutere su questo. Ecco, noi riteniamo che in questo momento sia importante, ci sono dei termini ben precisi che sono legati alla data 16 febbraio, però come vedete i tempi sono abbastanza lunghi in genere, ma questa volta sono velocissimi, perché così nella missiva che noi abbiamo inviato, che penso voi conosciate, noi vogliamo sapere tante cose, ma soprattutto vogliamo sapere quali sono le azioni che questa azienda, se questi fenomeni dovessero essere veri, sempre col virgolettato, come intendono loro restituire a fine concessione il territorio a voi? Perché questa è la cosa più importante. E allora abbiamo chiesto tutti gli elaborati, perché noi sappiamo da tecnici che magari in alcune zone, ma non lo diciamo per suggerire né per dire cosa devono fare, loro sono bravissimi e sanno cosa devono fare, però magari il sale non è così autorreggente in queste zone, o c'è qualcosa in superficie che si muove, che crea cavità, che però non vanno oltre una certa profondità, per cui correlare. Faccio un esempio: se l'acqua entra nei gessi e i gessi cominciano a crearsi, quindi creando delle cavità per dissoluzione, e c'è un movimento, magari avviene nei primi 10 metri, non ha nulla a che vedere con la miniera. Ecco il discorso che facevo prima. E allora, prima di dire queste cose o di dire no, queste cose vanno accertate. Posso completare Sì, un attimino soltanto, il microfono, consigliere Cutrone. Se posso completare questa sua abbastanza chiara, possiamo mettere in evidenza pure che nella nostra zona ci sono una serie di montagne e lì ci sono delle faglie che continuamente Si muovono. Voi siete in Cioè, zona 2? Noi siamo, C'è anche abbiamo un vincolo geologico pure a monte, dove quindi sono delle faglie, microfaglie, che il suo contributo lo danno sicuramente il movimento c'è, ecco, possibilmente associato a questa famosa della miniera, associato a questa attività della miniera, può succedere che ci sia mi permetto di aggiungere Sì. allora, mi permetto di aggiungere che sin dal primo momento in cui abbiamo visto questo, noi
insieme al professore Freni, questo provvedimento arrivò di venerdì, se non ricordo male. Noi siamo stati sabato e domenica a lavorare incessantemente. Quello che dice lei, noi non solo per i terremoti, ma anche per le metodologie di estrazione. Lì si usano gli esplosivi. E non è vero che non si usano più, perché a me all'inizio fu detto, non si usano più. Non si usano quotidianamente. Dalle statistiche abbiamo visto da 3 a 5 giorni la settimana, in più punti. Quindi quello che dice lei non va correlato solo alle faglie e agli eventuali fenomeni sismici, perché voi siete in zona 2, arriva, come la chiamiamo noi, una bella scossina e lì si assesta, c'è il piccolo movimento, il satellite non lo sa e quindi noi lo possiamo correlare, ma noi stiamo correlando con i sismi, con le esplosioni, con tutto questo, e non voglio esprimermi al momento, però è dal primo momento che ci stiamo lavorando. E allora noi aspettiamo di capire cosa ci diranno coloro che hanno predisposto quel provvedimento. Se potevo fare una domanda, in considerazione del fatto... soltanto, che così io dico che potete parlare e registro nel nome del consigliere. Prego, consigliere Cardona. Una domanda così, diciamo, che magari è semplice, però secondo me racchiude le grosse problemi. In considerazione del fatto che c'è un problema, secondo quando scrive questa nota del bacino, dell'autorità di bacino, che c'è un problema di incolumità pubblica in quanto c'è una subsidenza, si può chiedere la revoca, ovvero la sospensione della connessione mineraria? Visto che c'è questo problema di incolumità, si può prendere e girare questa cosa a sfavore dell'estrazione e quindi fermarla, perché se arrivano gli spropositi del paese, quindi fermiamo tutto, si può fare? Allora, voglio essere chiaro, perché stiamo entrando in un campo particolare, è un campo particolare. Noi al momento siamo venuti a conoscenza oggi di questi fenomeni, vogliamo sapere quali sono i piani in funzione dell'evento X, Y, Z, se ci sono. Abbiamo chiesto laddove le gallerie sono state chiuse nel senso non più sfruttate e non rientrano più nei piani, cosa stanno facendo? Stanno utilizzando la ripiena? Stanno facendo altro? Che corrispondenza c'è? Noi vogliamo delle risposte. Questo problema, permettetemi di dire, non riguarda né voi né l'amministrazione. A questo punto ce lo dicano loro. Se questi numeri, così come sono stati segnalati, rientrano in quelle condizioni che possano prevedere anche altro tipo, perché se lo dico io è procurata allarme, io non l'ho mai detto, sia chiaro, ma qualcuno l'ha detto che il problema c'è. Ci sono, io insomma, qualcosa di codice penale la conosco, e allora noi non dobbiamo qui, io sono stato penso abbastanza chiaro, però a questo punto noi vogliamo sapere da loro. La sindaca ha mandato una missiva anche all'autorità, quindi si possono attivare. Per questo punto a me dispiace, perché oggi noi abbiamo semplicemente descritto, noi non arriviamo a queste cose, anche perché io le ho detto, ma c'era già la risposta, in base a questi dati no, a una cosa sotto il centro abitato non abbiamo punti rossi, abbiamo zone rosse per AI, per vincoli relativi ad altri problemi. E a me è venuto in mente una cosa, perché sapete io sono molto schietto,
c'è un problema di un consolidamento. E come li hanno fatti i pali? E come l'ha dato il parere? Scusi un attimo, chi l'ha dato il parere? E perché? L'assessorato dell'idrografia. E perché ha dato il parere positivo? Quelle non intervengono. Allora voglio dire, guardate che le cose sono leggermente un po' più complesse. Io mi sto ponendo queste domande, saranno tutti oggetto di approfondimenti. A noi non sfugge nulla, su questo non ci sono dubbi, noi operiamo così. Quindi, però dico, c'è chi può e chi non può. Io voglio capire, ma sarà l'amministrazione poi a capire? Questo è un altro problema. Non che quelle opere non bisognava farle, io dico che si dovevano fare come si dovevano fare. Però dico, se si possono fare quelle, perché non si può fare la casa di 2 piani? Noi sappiamo un palo in profondità, parte da lì il bulbo, no? Allora, siamo tecnici, tutti siamo tecnici, ok? Sì. Sono domande. Sì, volevo fare una domanda al dottore Mastro Simone. Ora, siccome i profili sono 2, il primo profilo è quello che riguarda l'incolumità pubblica e questa presunta subsidenza e il rischio dei cittadini. Dalla nostra relazione per chiedere una revisione +1 +0 non c'era, ecco, non era evidenziata da voi, sembrerebbe che l'autorità di bacino la evidenzi. Abbiamo fatto queste richieste, attendiamo queste verifiche. Da qui all'esito e alle verifiche possiamo stare sereni in merito, da quello che avete visto voi, da questi dati documentali che abbiamo visionato, è possibile stare sereni, è necessario azionare, insomma attivare anche enti sovraordinati al nostro, è necessario emettere dei provvedimenti o come dire, in modo prudente ma anche, come dire, con cognizione di causa, visto che ci sono i dati documentali, possiamo attendere. Quindi è urgente, non è urgente? Possiamo attendere le verifiche? Ce lo devono dire loro se è urgente e quindi ci devono chiedere un provvedimento? Allora, si è attivato un meccanismo perverso. A questo punto lei è un'autorità, è a conoscenza, anche io sono un tecnico, non sono un'autorità ma sono tecnico, quindi siamo a conoscenza di questo. Per quella che è la mia conoscenza, le zone dove i pallini sono rossi sono zone che vanno attenzionate e monitorate. Poi, se c'è qualcuno che dovesse fare valutazioni diverse, è il distretto minerario che è tra questi organi, così come la prefettura. Perché, faccio un esempio, noi non possiamo entrare dentro la miniera. Io non so cosa c'è sotto queste zone dentro la miniera. O quantomeno io so ciò che vedo nelle carte. Magari entro lì dentro e mi accorgerò di un problema X o Y, ma io non lo posso vedere, non ho questa autorità. E allora preferisco che siano gli enti preposti che a questo punto valutino, come lei ha scritto, questa situazione e decidano cosa fare. A questo punto c'è il distretto minerario che entra lì dentro. Io penso che dovrebbe condividere con voi in tempi celeri queste informazioni, queste possibilità di valutare. Però ripeto, io ho una mia idea, per quello che ho visto le zone noi già le sappiamo. Sarebbe interessante andare a vedere in superficie se quegli assestamenti, no, esistono in queste zone, quali sono le condizioni delle strade, quali sono, però noi tutto questo soprattutto fabbricati. Dico, tutto questo attualmente non lo abbiamo fatto perché ci siamo trovati leggermente spiazzati dall'entità della comunicazione, perché ripeto, evidenti per me tecnico ha un significato. Quindi io dico, il comune dovrebbe a questo punto muoversi
è dire a noi tecnici: avete fatto questo piano, ci sono queste novità, rendiamo operativi un piano cioè predisponiamo un piano che nel giro di 7 giorni, laddove è possibile andare, noi andiamo a vedere tutto. E un'altra domanda sempre in merito a questo: quindi i 3 chilometri dei 10 complessivi di concessione mineraria, di cui dei 3 alcuni punti da perimetrare e attenzionare, e per tutto il resto invece dal punto di vista... Per tutto il resto non c'è nulla, perché non c'è nulla, perché non ci sono lavorazioni, non ci sarà nulla perché a questo punto i Talcari, fermo restando che ripeto qual è la condizione sine qua non del sito di attenzione, che è quello di verificare se io dovessi costruire in questo punto dove arrivano le mie sollecitazioni. Bene, a parte la discenderia, noi sotto i 100 metri dal piano di campana non ci siamo mai. Quindi in queste zone si va a vedere, sotto il paese ci sono 2 gallerie, non abbiamo nessun punto, perché quando voi aprite questo sito e vi mettete lì, vedrete che in ogni punto c'è un valore di movimento e di velocità, anche con le oscillazioni, perché si può avere per punti, con i pallini, si può avere con le linee, con le frequenze e tutto ciò che vogliamo. E allora li abbiamo visti tutti. Laddove c'è 1 millimetro o 0,8 millimetri all'anno, allora tutto il movimento tutta la Sicilia si muove. Un'altra cosa, no, ci tenevo a sottolineare questo. Io ho lavorato qualche anno fa in una caratterizzazione di uno dei siti dismessi più famosi in Sicilia. Caratterizzazione nel senso accertamenti, perché era stato individuato come sito per lo stoccaggio abusivo di materiali radioattivi. Abbiamo lavorato 6 mesi, eravamo io, un chimico e un ingegnere di Firenze, il chimico era veneto. Siamo andati lì, abbiamo verificato tutto in lungo e largo, che il sito è Bosco Palo, San Cataldo. Ecco, lì da tempo è una miniera dismessa da 30 anni, anzi forse di più di 40. E lì i movimenti a Bosco sono uguali a qui, lì è dismessa. A Palo, perché c'è Palo 1, Palo 2 sono i pozzi, sono il doppio di questi, ma quelli sono dismessi. Allora una valutazione la vogliamo fare: ma se questa avviene mentre lavorano, quando vanno via cosa succede? Domanda. Ecco perché dobbiamo sapere cosa faranno. Ed è importante questo saperlo e avere tutti i piani che sinora non ci sono stati dati e sono stati inseriti in quella cosa, così come è importante andare a verificare laddove noi abbiamo portato l'altezza massima di 7,50 prevista in galleria, perché guardate noi e abbiamo preso tutto e l'abbiamo proprio sviscerato. In alcune aree siamo arrivati a 15 o a 25 metri di altezza che dovevamo fare. Poi domande, ma per verifiche, ma non che questo sia compito nostro, se ce ne è trattata la possibilità, assolutamente. Quindi voglio dire, siamo nella fase 1, a questo punto c'è stata questa comunicazione, giusta, sbagliata, non uso altri termini perché non sta a me definirla, io posso dire solo forse prematura, bisognava fare qualche verifica, però alla fine ci hanno detto questi fenomeni ci sono e è stato detto. Nel caso in cui loro, visto che hanno una concessione, possono andare avanti, si spostano e ci sono, non hanno detto che anche in queste altre zone non si verifichi pure. E allora ciò che a noi ci ha allarmato è intanto, questi fenomeni non devono verificarsi, non devono verificarsi. Nel momento in cui si verificano c'è una situazione d'allarme, sicuramente, che va predisposta. Allora, andiamo a vedere ora quali saranno gli sviluppi. Io dico solo esclusivamente questo, vediamo questi sviluppi e poi eventualmente vediamo di parlare anche con le autorità preposte. Sì, un'altra domanda, dottor Mastro Simone, questo credo molti tecnici, questa
faccio portavoce, che riguarda le attività, il loro lavoro e gli utenti, i cittadini. Per il resto del perimetro 7 km e nelle aree dove non ci sono questi punti più critici è possibile quindi andare avanti anche con l'edilizia, dato che mi sembrava di capire che ci sono le aree cuscinetto e c'è una profondità dall'Armeli di circa 40 metri e noi siamo al di sotto, molto al di sotto. Allora, ed eventualmente come? Così diamo indicazioni penso di essere stato chiaro. In quelle aree, ma non sono in quelle non c'è niente, quindi non capisco il perché. Infatti noi l'abbiamo messa a P0, quella è tutta P0. Il problema è che tutta l'area che è circoscritta. L'abbiamo detto all'inizio, su 20 km di territorio comunale, poco meno di 10, praticamente il 48% è vincolato. Professore, ma attualmente scusate blocca comunque qualsiasi attività, qualsiasi progetto all'interno del sito. Abbiamo delle domande da porre, se è possibile farlo, Non è possibile. Quando c'è stato il consiglio comunale potevamo fare. Scusate un attimo, procediamo con ordine per favore. I consiglieri che devono fare interventi? C'è qualcuno che deve fare degli interventi? Il consigliere Monachino chiedeva di fare un intervento. Prego, consigliere Monachino. Scusate, c'è il consigliere Monachino che sta facendo la domanda. Prego. Sì, non so. Allora, io ho una domanda più che intervento, sempre rivolta al dottore Massimo Simone, scusiamo. Mi chiedo, alla fine della competenza professionale che si posta della sua esperienza e della sua schiettezza che ho ammirato molto questa sera, dico, questa particolare attenzione riservata al comune di Galmonte, per non stare quasi di livello, per dire, secondo lei potrà essere preludio anche di qualcos'altro di ancora più vincolante, più nocivo per il nostro territorio, e quindi lo sforzo nostro deve essere ancora ulteriore, quindi prepararci all'imprevedibile o no? Sì, ho capito. Allora, secondo me la domanda che lei pone ha due finalità. La prima è quella di capire un poco se in virtù di questi, di quelle planimetrie che abbiamo visto può succedere qualcosa. E allora io ho detto agli amministratori, io e il professore Frega, avremmo tranquillamente compreso una richiesta di incontro, tavolo tecnico, come vogliamo parlare, conferenze di servizi, chi più ne ha, più ne metta, dicendo: in queste aree, in attesa di approfondimenti, manteniamo il P4, quelle che vi ho segnato io, che sono un 30%, un 20% della P1. Quindi nelle altre si può tranquillamente concedere un P1, si chiama revisione della perimetrazione, integrando i dati che loro chiedevano, in attesa di approfondimenti. Non questo non è inaccettabile. Neanche l'amministrazione, penso, perché nessuno può dire in questo momento, senza ulteriori accertamenti, queste aree, pur se limitatissime, non hanno alcun problema. Questo non lo può dire nessuno. Bisogna andare dentro, bisogna fare le verifiche all'esterno e bisogna confrontare con quei dati. Però questa era a mio modo di vedere, perché poi io sono un tecnico, chissà quali sono le valutazioni a Palermo di chi ha sicuramente conoscenze superiori e sono un semplice tecnico, però io lo dico, in genere si ci muove così. Aspettarsi qualcosa che possa succedere di grave, ecco, io sto parlando in questo caso di mettere un vincolo sul territorio nel primo caso che ho specificato, e allora siccome tutto questo era P4 resta soltanto
soluzioni. Poi man mano che ci allontaniamo andavamo suonando con P3, P2, P1, così, in base ai pallini, alle verifiche, e poi tutto il resto è P0. Perché ripeto una cosa, e questa probabilmente l'avevo detto proprio nella premessa, i Tartari va in profondità. In questo momento i Tartari va in profondità, non va lateralmente. Il grosso dello sfruttamento è in profondità, ma non lo diciamo noi, lo dicono le carte e lo dice l'andamento del bacino, perché loro tirano fuori sali alcalini, canine e salgenti, e sono il banco lì è profondo o ha uno spessore di 800 metri, però chiaramente arrivata a una certa profondità può diventare altamente antieconomico. Io non entro in questo, sono politica aziendale, però dico, loro in questo momento negli ultimi anni sono andati prevalentemente in profondità, quindi quest'area che noi abbiamo delimitato mi sembra difficile che verrà ampliata notevolmente, però abbiamo chiesto il piano trentennale, visto che non ce l'avevano dato prima, dalle altre cose, adesso lo vogliamo sapere questo piano trentennale, ma più di questo vogliamo sapere altre cose, quindi ulteriori restrizioni. Poi parliamoci chiaro, se lì abbiamo un fenomeno che è partito, è il momento giusto per capire, ed è in evoluzione, per capire l'entità e per vedere un po' quali sono le eventuali, come è organizzata l'azienda, ma quali sono praticamente tutti gli aspetti normativi, perché si parla poi di fideiussione, assicurazione, eccetera, eccetera, perché potrebbe entrare questo tipo di aspetti. Però ripeto, stiamo parlando secondo me ancora in una fase troppo presto, aspettiamo l'evoluzione. Penso di aver risposto. Sì, grazie. Grazie a lei. Grazie dottore. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Posso fare un'altra domanda, Presidente? Prego. Sì. Niente, dottore Mastro Simone, riguardo a quello che avevo chiesto prima, quindi mi pare di capire che pericolo per l'incolumità pubblica non ce ne sia al momento, questo si evince per tabulas dalle carte, perché ci sono delle aree che sono state già tracciate e mappate, quelle potrebbero essere verificate, attendiamo riscontro da parte del distretto minerario e di autorità di bacino in questo caso, e per quanto riguarda il resto non c'è attività e quindi non c'è pericolo. E allora le faccio una domanda, credendo di farmi portavoce di tutti i tecnici che sono qua presenti in sala. Per queste aree restanti, dove già per tabulas si evince che non c'è pericolo, ecco, come si devono comportare i tecnici di questo territorio che ci hanno chiesto più volte lumi in merito? Cosa nell'ottica di un'azione giudiziaria, cioè andremo a chiedere, vai a verificare, sospendimi questo provvedimento sui 7 chilometri, e nel momento in cui viene sospeso questi tecnici come si comporteranno? Faranno una richiesta a chi? All'autorità di Agrigento, all'autorità di Palermo, verrà rilasciato semplicemente un parere come dice Palermo, dovrà essere fatta un'ulteriore stanza di revisione, ecco, per dare un po' più di chiarezza al territorio tramite i tecnici che insomma sono qua credo per questo, per chiedere lumi. Allora, vedo di rispondere perché è una cosa molto complessa. Quello che sta succedendo è creare l'effetto rimbalzo. Cioè, io vado a Agrigento dice Palermo dice ma perché non Agrigento che va avanti e indietro? Allora il problema è uno. In linea di massima io ho un riguardo. Nel momento in cui un tecnico dice scusate, io ho una galleria, anzi io qui sotto non ho gallerie, andiamo in quelle esterne, cosa può vietare? E se nel momento in cui io vado a fare questo tipo di valutazione, io farei così,
prendo i sondaggi di riferimento, li trovate, noi abbiamo fatto tutta la ricostruzione, ce li avete tutti lì. Li metteremo a disposizione di tutti i tecnici. E dite, io sono in una zona in cui per i primi 40 metri io ho argilla e gessi, argilla e gessi, argilla e gessi, poi ho tutti argille, poi tutti gessi. Io per i primi 100 metri non ho sale, quindi qui io galleria non ne posso fare. Cioè io i tacchi. A questo punto io devo realizzare il mio villino di un piano ad una elevazione, le mie pressioni arrivano a questa profondità, quindi io non ho alcun problema. Se voi non iniziate a fare queste relazioni, il problema non si pone. Dove sono i dati? All'interno della relazione. Un attimo, un istante che vi faccio vedere. Qual è il vantaggio? Lo diciamo che saranno se uno studio che verrà utilizzato dalla cittadinanza, penso che abbiamo fatto a disposizione di tutti i tecnici. Allora, vi dico anche di più, perché siamo tra tecnici e quindi ci comprendiamo benissimo. Ora ci arriviamo. Quando voi aprite la carta delle lavorazioni nel sottosuolo, troverete dei dati P35, P28, sono i numeri che ci sono qui nella relazione. Cioè sono gli stessi dati. Aspettate un attimo che vi prendo. Allora, noi abbiamo detto questo. Allora, quando ha detto sondaggio 1, scusate colleghi, se mi seguite un attimo, questi sono tutti riportati. Sondaggio 1, leggete, questi sono i sondaggi che ha fatto l'ente generale. Voi, la maggior parte di questi sondaggi li trovate in quella planimetria. Sondaggio 1, mi dite dove è il sale? 340 metri. Prima abbiamo argille e gessi. Me lo spiegate? Ora non ricordo dove è il sondaggio 1. Quindi dopo, per i primi 340 metri, permettetemi di dire, non hanno niente da tirare fuori. Perché tutto questo io l'ho detto all'inizio, ma quando noi andiamo a prendere sondaggio 2, vedete qui ce l'abbiamo, qui sto. Qui siamo in zona Trubbi, per 65 metri il sale lo troviamo a 610 metri. Cosa deve fare l'Italia lì? Ecco cosa vi è stato nascosto sino ad oggi. Guardate che questo è uno studio con la S maiuscola. Quindi quando noi facciamo affermazioni e le trovate tutte lì dentro, io vado a prendere dove c'è il sondaggio 1 e il sondaggio 2 e io dico, materialmente io, cioè pure vi abbiamo riportato gli spessori, abbiamo riportato tutto, c'è anche la carta, ma la trovate lì ancora meglio. Quindi come vedete qui, quando noi andiamo a fare, ecco qui per esempio, sondaggio 3, li possiamo vedere uno per uno. Sondaggio 3, a 150 metri il sale, i primi 150 metri non hanno cosa tirare fuori, a meno che non facciamo discenderie su tutto il territorio. Cioè noi ne abbiamo uno. E allora capite un po' di cosa stiamo parlando. E qual è? Vi ho detto, ho usato termini gacciosi. Questi sono i dati. Questi sono i dati che sono alla base di ciò che stanno facendo là sotto. Il
collega sorride perché capisce di cosa stiamo parlando. Noi come geologi lo capiamo meglio. Carissimo professore, Qui purtroppo c'è da sorridere. Purtroppo viviamo in un contesto che Lo so, lo capisco il bene. di turno dice queste cose, dice a Io me non lo interessa. io lo capisco questo, bene. il sito è questo, è di colore azzurro, io non te ne lascio nessuna autorizzazione. Lo so. Per tutti noi è così. Non basta avere questi dati, ma perché sono giocati qui per 300 metri, non c'è niente. Purtroppo Allora, dammi un parere negativo. Allora, per questo, scusi un attimo, è il caso che il comune vada lì. Scusa, hai ragione, avete ragione, io lo so. Allora, scusa, non per niente ho parlato di muro di gomma. La sola domanda. Per favore. Non ha senso fare un chiuso per fare delle domande. Il microfono. Come si fa da qua? Venga qua. Un piano regolatore successivamente a questo tipo di vincolo, non parlandone assolutamente. Scusate, intanto volevo puntualizzare che non è un consiglio aperto, quindi per questo, nel senso non consiglio aperto. Se può fare qualche domanda. Abbiamo capito no. Però c'è un decreto di approvazione del PRG che è successivo dell'autorità di bacino. 2022 l'approvazione del E non se ne parla Perché assolutamente. la circolare è successiva, infatti è assurdo. È lo stesso successivo. Scusate. È per questo che l'autorità locale deve assumere le vostre parti. E lo sta facendo. E mi auguro che oggi abbiate compreso anche e abbiate apprezzato. Noi possiamo stare qui ore, perché a me il lavoro che faccio appassiona. E guardate che io di queste cose nella mia attività ne ho viste e ne vedo ancora oggi tutti i giorni. Lì però non deve diventare Davide contro Golia, perché io da solo che mi vado a scontrare, come vedete, senza pensarci due volte si scrive questo. E voi restate paralizzati perché non avete i mezzi. Non li avete mezzi. Allora lì è chiaro, qui c'è, e mi auguro che questo venga fuori, perché guardate, nel momento in cui oggi stiamo discutendo è tutto registrato, video ripreso, e ci saranno persone che passeranno ore ad esaminare le mie affermazioni. Non ci sono dubbi su questo. Però guardate che qui state vedendo i numeri, quelli veri, quelli reali. E allora è giusto che l'amministrazione valuti e si sostituisca a voi, perché ripeto, è impari che il singolo tecnico, così come ci vorrebbe far credere che è impari anche questa, assolutamente no. C'è stato un grosso passo falso. C'è stato. E a questo punto qualcuno, io penso, ma non a me, io ho fatto il mio lavoro, vogliamo continuarlo, approfondirlo, non ci sono problemi. Il problema è capire e tentare anche di fare in modo di far comprendere che da parte di questa amministrazione non si è mai cercato lo scontro. Assolutamente. Mai. Soluzione Il problema è, possiamo vedere no, possiamo avere no, possiamo fare, noi lo studio abbiamo fatto, adesso noi sappiamo tutto, o quasi, c'è qualcosa da verificare sotto, c'è qualcosa da curare sopra per confronto, dopodiché noi sotto non possiamo andare e sinceramente non nemmeno tutto questo piacere di andarci, perché io so quali sono, cos'è un ambiente di lavoro di quel tipo, ne ho visti tanti, quindi non è la prima e magari non sarà l'ultima volta, però voglio dire, non è che io
mi emoziono particolarmente. Quindi io in queste cose ci sono nato perché mio padre era un perforatore, un operaio, che ha fatto buona parte, lavorava per la Solim, Società Ricerche Minerarie, e ha fatto tanti di questi sondaggi in quest'area. Io in un paio, non qui, in altre zone, ci sono stato perché mio padre aveva il piacere. Io minimamente non pensavo di dover fare il geologo, lungi da me, io tutt'altro dovevo fare. Poi alla fine ho fatto questo. E tanti cantieri nel corso del tempo di cui sentivo parlare, adesso vedi nomi, mi ricordo alcune cose, sono stati in diverse perforazioni, proprio lavorava nel settore delle perforazioni propedeutiche allo sfruttamento dei giacimenti. Quindi diciamo, io sotto certi punti di vista queste cose poi quando ho deciso di fare il geologo, ecco, queste cose mi appassionano, però io dico è ora anche di fare un po' di chiarezza su tutto, perché sembra tutto un mistero. Ecco, e guardate, i dati ci sono tutti, ve li abbiamo dati, ci sono le carte, c'è tutto, fino ad oggi lo è stato un mistero. però è impari, state attenti, è impari. Il tecnico che si scontra con questi enti, ma già l'amministrazione, già resta un po' scazzata, però vedremo quali saranno gli sviluppi. Questi li vedremo, però guardate, io gli elementi che posso dare al territorio, perché le relazioni poi sono pubbliche, una volta che noi la mandiamo a Palermo è pubblica, ma questi dati noi ci abbiamo messo 3 mesi per metterli tutti insieme, ricerche su ricerche su ricerche. Adesso li abbiamo noi, li avete anche voi. Ecco, potete utilizzarli, però non lo so, come si fa a spiegare a qualcuno che nel sondaggio S7 per 418 metri ci sono argille e gessi non sfruttabili? E quindi le lavorazioni dove verranno? A partire da 419 metri, e io vado a fare 7 metri di casa e ne risentiamo a 400 metri. E queste cose le dico così qualcuno magari mi ascolterà. Sì, dottore Mastro Simone, è proprio a proposito di questo, perché è il punto che per la sicurezza pubblica, e mi pare che sia stato fugato ogni dubbio in merito, possiamo stare sereni, mi è sembrato di capire questo, e aspettare la documentazione da parte del distretto minerario senza alcun provvedimento, ordinanza o quant'altro, e senza il coinvolgimento al momento della prefettura eccetera. Dall'altra parte, dal punto di vista dell'economia, ribadisco, sulla restante parte, dove per restante parte si intende 7 km di territorio, diciamo un'area vastissima, anche in quei 3 km porzioni che non sono interessate da cave, su questo territorio, su questa area, chiaramente che passerà per un provvedimento giudiziario di impugnazione di questo diniego, credo, poi lo deciderà il Consiglio Comunale, i tecnici di Rialmonte con l'amministrazione comunale come si comporteranno? Faranno richiesta di parere visto che lo studio è già agli atti ad Agrigento, o comunque devono nelle more che il TAR si pronunci, oppure bisogna attendere questo TAR? Dico, non è pacifico, è stato cristallizzato, è possibile dimostrarlo per tabulas oggi dalla lettura semplice di questa relazione, e quindi cosa faranno? Quali certezze siamo nelle condizioni di dare? Però mi dispiace dire nessuno, perché quello che al momento esiste è un diniego. Scusate così anche per voi, questi dati non sono miei, ripeto, fin dall'inizio c'è stata una società che si chiama Sogin, e nel 2003 proprio per questa, in relazione alla impermeabilità, queste per noi sono stratigrafie del sondaggio numero 30 che poi è riassuntivo. Questa è la copertura impermeabile, questa
banchi di gesso e grossi cristalli, compartimenti argillosi per 130 metri. Queste sono le argille impermeabili che nessuno di voi dovrà toccare, perché se le bucate state a te. E dove sono? Ecco il problema. Queste cose non le ho scritte, Ecco sono un libro che i colleghi conosceranno sicuramente, Memorie geominerarie, scritto da Decima, il geologo più antico, più vecchio dell'ente minerario, che insieme a Mezzani ha scritto questo testo. E allora, quando noi all'inizio abbiamo letto non andate a toccare le argille, ci sono le argille, repartimenti, noi sappiamo cosa significa partimenti, sono delle intercalazioni che anche con spessore diverso che qui e lì si vanno distribuendo in relazione alle caratteristiche dell'originario bacino di sedimentazione. Noi faremo l'impossibile e staremo accanto all'amministrazione se ci verrà chiesto, ok? Se non ci sono altre domande io vi ringrazio. Che riguarda il contenzioso. E allora mi pare di capire che il suggerimento sia quello di impugnare questo provvedimento di autorità di bacino per chiedere immediatamente una sospensiva, e le probabilità, mi pare di capire, di questa sospensiva sono alte, diciamo, di ottenerla. Sospensiva significa interrompere, diciamo, gli effetti del provvedimento di diniego e quindi dare la possibilità con un semplice parere di fare delle attività sulle aree che non presentano criticità. E se il TAR si pronuncia in questo senso, questo sarà. Il problema è che questo perimetro più altro è stato astrattamente calato nel 2004, riportato in auge nel 2022. Purtroppo siamo di fronte a una diatriba Agrigento-Palermo, non si capisce quali siano i pareri, quali le revisioni. Da questo provvedimento si mette tutto in mezzo e quindi si ritorna alle revisioni. I nostri tecnici ci dicono che è stato, diciamo, un provvedimento quantomeno non ancorato ad uno studio puntuale, quindi andava studiato un po' di più questo perimetro prima di rigettare e confermare un P4. In ogni caso l'amministrazione e con la cittadinanza ci batteremo. Siamo abituati dal primo giorno dell'insediamento ad andare nel cuore di problemi atavici. Qua parliamo di una concessione che esiste da 53 anni. Io mi chiedo da sindaco come sia stato possibile che in 53 anni nessuno si sia chiesto cosa, se era pericoloso, se non era pericoloso, se c'erano costruzioni, se non, perché il perimetro, perché no. Adesso siamo al dunque. Questa è un'amministrazione del fare concreta, cerchiamo di risolvere anche questa. Problematiche storiche purtroppo, nell'ottica, lo abbiamo detto prima, non nell'ottica di rompere eccetera, nell'ottica di una sana collaborazione dove però la cittadinanza deve essere al primo posto, sempre, e i nostri figli. Ci sono altri interventi? Consigliere Cardona, prego. Io insisto su quella domanda che ho posto poco fa, perché può succedere pure che purtroppo venga dimostrato ciò che dice l'autorità di bacino. La domanda sempre, ripeto, perché o non ho capito la risposta io o non è stato. Nel caso è possibile, chi prevale? L'incolumità pubblica ovvero la concessione mineraria, punto interrogativo. Questo io chiedo al sindaco di informarsi su questa materia e eventualmente informarci di qual è in questi casi cosa avviene, perché non è una cosa da sottovalutare. No, abbiamo la conoscenza al prefetto, abbiamo Ma ci sono dei casi precedenti? Abbiamo mandato le nostre note per conoscenza a Sua Eccellenza il Prefetto, laddove riterrà di intervenire chiaramente si interverrà. Chiaramente non possiamo creare un procurato allarme, lo diceva prima il dottore Mastro Simone, perché noi partiamo da una relazione del Comune dove il vincolo più
diciamo severo era +1 e poi +0, per poi ritrovarci con un provvedimento di autorità sovraordinata alla nostra, che è l'autorità di bacino, che invece astrattamente cala una pericolosità P4 anche su aree 7 km a fronte dei 3 utilizzati in 53 anni, che non sono oggetto di estrazione. Perché? Perché potrebbero espandersi. Questa io chiamavo, come dire, una prevaricazione di fronte alle regioni di un territorio, che devono prevalere sempre. Quindi sotto questo fronte noi interverremo, siamo già attivi, ci siamo attivati immediatamente e per questo chiedo il Consiglio Comunale con questa seduta urgente, perché al Consiglio chiedo, intanto ho chiesto ai tecnici di illustrare a tutti i consiglieri la situazione e capire dove siamo oggi e se è necessario preoccuparsi, se ci dobbiamo preoccupare. Mi pare che l'esito della discussione sia stato positivo, perché dice il dottore Mastro Simone, ci ha fatto vedere i documenti, io non solo l'ho scritto e ho chiesto una revisione P0, P1, ma lo confermo e vi faccio vedere gli atti. Dall'altra parte lo dicono ma non hanno prodotto niente, mi pare di aver capito questo. E quindi sul fronte del pericolo dell'incolumità pubblica mi pare di capire che non ci siano i presupposti. Se così non è, mi aspetto dalle autorità sovraordinate alla nostra, che hanno una competenza specifica, ecco, una richiesta di provvedimento urgente, perché noi abbiamo chiesto i documenti. Cioè la cosa più assurda è che il comune viene reso edotto di una presunta pericolosità senza avere mai ricevuto nulla. Cioè la massima autorità di governo non ha mai ricevuto alcuna segnalazione in merito, ed è gravissimo. E quindi cosa ci fa pensare tutto ciò? Che sia stata l'affermazione non prudente o eccessivamente zelante in attesa di una documentazione. Dall'altra parte c'è un'economia che si è fermata e su quel fronte, nella restante parte che non è oggetto di scavo, che non c'è, dove non c'è assolutamente poi il pericolo perché non c'è alcuna attività, ma che nel perimetro complessivo da 53 anni a questa parte, ad oggi, è in concessione. Ora su questo fronte io mi rimetto alla volontà del Consiglio Comunale, ciascuno di voi rappresenta una porzione di popolo, tutti insieme siete Real Monte. Ecco, mi aspetto da tutti voi una decisione unanime, comune, condivisa, dove si dica: sindaco, facciamo causa. Uno, credo che sia la scelta obbligata per richiedere una sospensiva e quindi ripartire. Due, sindaco, attiviamoci anche sul fronte eventuale revoca, quindi potreste dire anche questo e io lo attenderei, perché lo penso, cioè dopo 53 anni, esatto, dopo 53 anni, il punto di domanda è questo secondo me: dopo 53 anni di attività estrattiva, se i danni prodotti sono nei 3 chilometri solamente relativi a 2 punti, che sono quelli che ci ha fatto vedere poc'anzi il dottor Mastro Simone, il rosso, e in quei punti rosso peraltro bisogna fare uno studio perché ci sono delle profondità di 400-250 metri, e allora bisogna fare il ragionamento su queste aree, un ragionamento e dire: può essere bilanciato, cioè l'attività estrattiva va a ledere realmente alle ragioni di una cittadinanza? Sì, no? Questo. E avere la risposta. Se sì, allora immediatamente si deve fermare un'attività che è un'attività privata a fronte dell'interesse pubblico, è chiaro? Se la risposta è no, e allora se il comune non ha avuto problemi in 53 anni, non credo possa avere problemi per i restanti 7. Poi per il proseguo si vedrà. Io suggerisco sin da ora un'azione ferma, puntuale e come dire, oculata sulla questione sin da subito. Singolare è che si ci arriva dopo 53 anni. Se così fosse, quello che dicono loro, ci sono cittadini in pericolo, ci sarebbero, perché i nostri tecnici ci dicono che non è così e lo hanno scritto, e però nessuno in 53 anni si è mai chiesto, si è fatto le domande. È giusto? Io ho fatto l'estrema sintesi. 53 anni della concessione, il PAI arriva nel 2006, il P4 arriva ancora dopo, quindi andiamo a stringere
persone in questo momento, che non è che non fossero note, sono note, però secondo noi in un'ottica di sana pianificazione, controllo e verifica, questo dato bisognava accettare. Allora noi, come vedete, abbiamo messo 2 perimetrazioni. Ecco, quelle aree lì in questo momento potranno eventualmente venire utilizzate dopo approfondimenti, verifiche, e nel caso in cui dovesse esserci degli elementi positivi, ecco lì a quel punto qualcuno qualcosa deve fare. È inutile dirlo, e in genere alla priorità mi sembra che sia pure inutile specificare. Una cosa mi permetto di dire che come consiglio, che ho ringraziato Sinta subito per questa presenza e per questa voglia di fare squadra per un territorio, sicuramente non permetteremo mai che le ragioni di un'attività di un singolo possa prevalere sulle ragioni di una comunità. Giusto? Combatteremo con tutte le nostre forze se ciò dovesse accadere. Sì, grazie. Dobbiamo votare. Una votazione per quanto riguarda la relazione che è stata illustrata, che rivolgo in particolare ai tecnici, e se la volete, diciamo, questa relazione, poi della richiesta, se c'è riuscita, è anche una richiesta cumulativa. Per quanto riguarda la relazione, è in formato PDF, c'è la relazione, poi ci sono le tavole e ci sono gli allegati. Comunque quello che vedete, se vi interessa fare una richiesta anche cumulativa, e io vi spedisco tutto con diciamo commissionato dal comune, ma non è uno studio segretario, ci mancherebbe. Dobbiamo votare. Votiamo che poi dicono. Consiglieri, dobbiamo votare, quindi vi prego di accomodarvi. Prima non c'era. Quindi abbiamo terminato la discussione. Il sindaco quindi chiede al Consiglio di impegnare l'amministrazione quindi a chiedere azioni giudiziarie per la migliore tutela dell'ente avverso il provvedimento di cui alla nota numero 3924 del 16/02/2024 che è richiamata, ed eventuali assunzioni di provvedimenti sindacali anche di concerto con Sua Eccellenza il Prefetto per garantire la pubblica incolumità. Quindi votiamo, chi è favorevole alzi la mano, che è contrario la tenga abbassata, chi si astiene. Il consigliere Monachino ha votato, quindi è approvato all'unanimità. Grazie, quindi la seduta è terminata. Sono